Buongiorno amici di Archeosarrabus. Oggi, oggi non voglio parlare di un sito, oggi voglio parlare di una zona in cui sono visibili le tracce di una sovrapposizione di culture differenti. In questo caso partiamo da Nuragico, passando per il medievale fino ai giorni nostri. La zona è in comune di San Vito, si chiama questa località Perdu Foddis e gli insediamenti che oggi andremo a vedere, principalmente due, sono chiamati tutti e due Santaleni o Sant'Elena. Il primo è un nuraghe, sono i resti di un nuraghe di pianura come lo chiamo io, le tracce sono qua dietro di me, un nuraghe che sicuramente aveva intorno un insediamento di grande importanza, vista la posizione, viste anche i resti, le dimensioni dei resti che ancora oggi si possono vedere. La seconda invece è una chiesa di epoca medievale, la chiesa di Sant'Aleni, sicuramente che faceva riferimento all'insediamento di Bidde Maiori, infatti questa zona è anche chiamata Subrano de Bidde Maiori. Qua da quello che resta si può intuire appunto che la struttura avesse delle dimensioni abbastanza importanti. Come potete vedere, i coci e le pietre sono di grandi dimensioni, sono in granito qua della zona, quindi una pietra dura difficile da lavorare, da modellare, quindi anche le sbozzature sono abbastanza approssimative. La maggior parte sicuramente è sottoterra, quindi perché essendo una zona alluvionale questa siamo molto vicini al fiume, il Rio Picocca e ad altri torrenti, altri fiumi, quindi probabilmente la maggior parte di questo sito è sottoterra. Qua a fianco passa la vecchia 125 orientale sarda, una strada tra l'altro molto vecchia, se ne ha traccia già dal periodo dell'impero romano, quindi una arteria molto importante per il territorio in cui appunto sono sorti anche insediamenti come quello di Bidde Maiori. Ci sono delle tracce risalenti appunto all'età dell'insediamento medievale, su cui poi è stato riedificato fino ai giorni nostri. Qualche traccia ancora resiste, ma quella che io voglio farvi vedere, la traccia più importante, più significativa oltre al resto del nuraghe, è un'altra piccola perla di questa zona, ed eccola avvolta in questa fitta vegetazione di finocchio selvatico, figo morisca e qualche olivastro. Ecco quello che resta della chiesa di Sant'Aleni o di Sant'Elena in italiano. Questo muro ricorda, testimonia la parte absidale con quella finestrella fatta in mattoni, e poi rimane la traccia del perimetro della chiesa. Sotto questa bisognerebbe dargli una bella sistematina per capire un po' cosa è rimasto. Diciamo che tra tutte le pietre che sono state utilizzate, quelle che sicuramente colpiscono sono alla base queste pietre che sembrano arenaria, pietre squadrate, quindi lavorate, mentre il resto del muro, come potete notare, è fatto di pietre che magari hanno qualche tipo di lavorazione, però sembrano più pietre raccolte. E lì c'è, non so se si vede, questo piccolo blocco di trachite nera, guardatela qua, incastra. Chissà se ce n'erano anche degli altri pezzi, perché poi ecco, le pietre sono veramente di tanti tipi diversi, ci sono graniti, ci sono pietre di fiume che hanno utilizzato per fare le zeppature, le zeppe, no, tra un filare e l'altro. Per, ecco, ti faccio un esempio, questa, guardatela qua, questa. Allora mi sono infilato, ho cercato di entrare dentro perché volevo farvi vedere da dentro la finestrella dell'abside, no, quella che da fuori. Ora non capisco se il davanzale è una pietra oppure è stato fatto con della malta, con un no, però sembra una pietra, così come sembra una pietra anche la parte superiore, ecco, di questa nicchia, di questa finestra, mentre per quanto riguarda invece, vedi, la parte che dà all'esterno è stata ridotta con dei mattoni di cotto. Mentre la terza civiltà che si è sovrapposta a queste testimonianze del passato è la nuova 125, quindi epoca moderna, paleolitico moderno. Si è deciso di realizzare questa strada proprio passando sopra i resti di questo insediamento medievale, un insediamento che, ripeto, Bidde Maiori era molto importante
di cui restano poche tracce, anche perché diciamo che nel tempo le abitazioni che formavano l'insediamento sono state poi riutilizzate, quindi sono arrivate ai giorni nostri ammodernandosi, e quindi la maggior parte delle tracce sono scomparse. Rimane, come dicevo, il resto di questa chiesa e qualche vecchio muro. Quindi dal Regno di Sant'Elena è tutto, io vi saluto, vi ringrazio per il sostegno che ci date, continuate a seguirci, condividete i nostri video e ci vediamo alla prossima.